Siamo con Roberto Cognonato, presidente Federnuoto Veneto, nonché gestore del Natatorium a Santabona, Treviso. Oggi riaprono le piscine, ma solo all'esterno. C'è il dubbio meteo, a Santabona c'è lo stratagemma, c'è la possibilità piuttosto della vasca copri-scopri. Ci sono le aperture laterali, così l'utenza può tornare fra le corsie. Presidente Cognonato, com'è questa ripartenza dopo una lunga notte per gli impianti natatori? È un momento di gioia per tutti i collaboratori, il personale e per coloro che finalmente dopo tanti mesi sono potuti tornare a frequentare la piscina e i lavoratori a tornare nel loro impianto in cui lavorano magari da tanti anni. È una gioia azzoppata dal fatto che comunque è un'apertura simbolica, un'apertura limitata. Noi abbiamo questa fortuna di questa vasca scopribile che ci consente di fruire dell'impianto anche con queste condizioni climatiche. Certamente il meteo di questa stagione, in queste giornate, non è un meteo che invoglia la gente ad andare in una piscina. Questa vasca è climatizzata, ma con le finestre laterali completamente aperte c'è circolazione d'aria, quindi comunque le temperature a cui si sottopone la gente non sono particolarmente invitanti per usufruire di una vasca esterna. Difatti la vasca olimpionica al momento non la possiamo aprire perché l'acqua è ancora a 17 gradi, le temperature che ci sono in questi giorni non consentono che si riscaldi a temperature un pochino più accettabili e quindi anche attaccare l'impianto di riscaldamento in una struttura che non è in grado di mantenere poi le temperature che si cercano di garantire con l'impianto di riscaldamento non è ipotizzabile. Quindi è un servizio parziale che comunque consente a 28 persone al massimo alla volta di usufruire della vasca e che vogliamo utilizzare come segnale di ripartenza, come volontà di ripartenza di un mondo che è stato massacrato, soffocato in un momento in cui c'è invece l'esigenza di ripartire con l'attività motoria, con l'attività fisica per tutti, per il benessere e la salute di tutti i cittadini. Come sono state le richieste in questi giorni e l'utenza che si è presentata stamattina? C'è tanta voglia di tornare in piscina e di accettare anche queste condizioni proibitive per la frequenza delle piscine. Sono condizioni paradossali, le norme sanitarie, igienico-sanitarie impongono la doccia per andare in acqua, prima di andare in acqua, e in queste condizioni siamo costretti a far sì che le persone si cambino rapidamente in spogliatoio, mettano tutti i vestiti come era lo scorso anno nella propria borsa che si portano in piana vasca, ma non possono nemmeno farsi la doccia. La voglia delle persone di venire in piscina è comunque tanta e accettano anche queste condizioni poco invitanti. C'è molto interesse, molta voglia di ritornare, anche di riprendere le attività didattiche che ricominceranno con lunedì parzialmente, per quello che potremo fare utilizzando solo questa vasca, perché le altre non sono disponibili. Nella vasca interna continuiamo con le attività degli allenamenti e delle squadre agonistiche, però è comunque un servizio dimezzato. Ultima domanda, c'è una campagna social promossa dalla Federnuoto a livello nazionale. C'è stato un post nelle ultime ore anche della reginetta veneta Federica Pellegrini. Ci può spiegare in cosa consiste? Sì, il 17 maggio, in occasione della prima giornata di finali dei campionati europei di nuoto in corso in Ungheria, ci sarà questo momento di dimostrazione della sofferenza del mondo delle piscine, perché è un'iniziativa della Federazione Nazionale in collaborazione con tutte le associazioni e il coordinamento delle associazioni di categoria dei gestori di impianti natatori, per lanciare questo grido d'allarme, perché se non si mettono le piscine in condizione di riaprire a pieno sia le vasche scoperte che le vasche coperte e non si danno
i necessari aiuti economici di cui hanno bisogno per la sopravvivenza, rischia questo mondo di scomparire. Molte piscine sono destinate a chiudere, a fallire, quindi non ci sarà più un futuro non solo per l'agonismo ma anche per il benessere e la salute di tutti i frequentatori delle piscine, che sono la base del movimento natatorio della nostra nazione.